difficoltà non sono mancate, soprattutto per quanto riguarda il recepimento delle risorse. Finalmente la situazione si è conclusa, siamo riusciti appunto a realizzare questa importante opera che è funzionale alla nostra comunità, ma non solo, e questo l'abbiamo fatto contando principalmente su quelle che erano le risorse provenienti dal nostro bilancio. Questa vuole essere un'area attrezzata da cui partire e arrivare anche per poter visitare il nostro territorio circostante. Inoltre vuole essere appunto anche una sede utilizzabile in caso, e non ce l'auguriamo appunto, di calamità naturale, perché qui sarebbe la sistemazione adatta per le persone che in caso di difficoltà. Una struttura pensata anche per avere un impatto pari a zero relativo al contenimento energetico, infatti verranno disposti a breve un impianto fotovoltaico che permetterà di ridurre quasi a zero i costi. Strutture come queste sono strutture da invidiare, strutture che i comuni hanno le esigenze, io vedo anche nel mio comune, e un complimento, quindi una congratulazione al sindaco di Miane Angela Comellere e a tutta l'amministrazione comunale per aver investito in questa tipologia di struttura, perché la pratica sportiva, quindi l'associazionismo sportivo, è sicuramente importante per le fasce, diciamo, giovani, non solo i giovani, ma soprattutto per i ragazzi che crescono e fanno dello sport una passione, fanno dello sport una formazione anche della propria vita, e quindi un messaggio molto importante per loro. Sicuramente una struttura moderna, bella, spaziosa, con i servizi che servono agli sportivi, quindi sicuramente una struttura validissima e sarà un piacere per chi verrà a giocarci, anche perché vedo dal punto di vista illuminazione, raffreddamento, riscaldamento, a tutti i comfort, quindi è una struttura da 10 lode. Tu inizi un'opera, poi l'anno dopo lo Stato ti taglia i fondi oppure ti mette delle regole, dei vincoli sul bilancio e tu ti trovi in difficoltà. Per cui io credo che i sindaci che riescano a portare a compimento opere tipo questa siano caratterizzati intanto da una grande determinazione e poi sono molto bravi.